Quasi completato il trasferimento dell'urologia a Lavagna. A breve l'ampliamento del pronto soccorso, nessuna struttura sarà depotenziata, lo garantisce l'assessore regionale Viale. Acceso confronto a Borzonasca per l'attuazione del progetto di monitoraggio dei cavalli bradi. Al tavolo gli abitanti della valle, ASL, Regione e l'Istituto di Zooprofilassi. Non vengano eliminate altre vite, si offre la via del pentimento. In un videomessaggio il Papa esorta i governanti a compiere i passi necessari verso la totale abolizione della pena di morte. L'animazione liturgica è testimonianza di vita e di fede. Incontro ieri sera al villaggio del ragazzo tra il vescovo e chi si occupa di liturgia nell'ambito della visita pastorale al vicariato di Sturla e Graveglia. Sport, la bocciofila chiavarese batte 15-11 il Noventa e resta aggrappata ai play-out, ridotto il distacco con la terzultima a 4 gare dalla fine del campionato di Serie A. Buongiorno a tutti, bentornati al nostro telegiornale. La fase operativa della riorganizzazione della rete ospedaliera sta entrando nel vivo. È quasi completato il trasferimento dell'urologia a Lavagna, dove ha fatto visita l'assessore regionale alla sanità Sonia Viale. Il prossimo step sarà l'otorino-laringoriatria e l'ampliamento del pronto soccorso. Abbiamo fatto il punto della situazione. Nel contesto della riorganizzazione della rete ospedaliera dell'ASL 4, il trasferimento di alcuni reparti in atto in queste settimane rappresenta un primo mattoncino messo a dimora per la realizzazione del DEA di primo livello. A rilevarlo il presidente del Comitato Assistenza Malati Tigullio a margine dell'inaugurazione di un nuovo impianto telecomandato per il reparto di radiologia. Che abbiamo questa macchina, questa struttura e soprattutto i trasferimenti di otorino e di urologia, deve dire che sono i primi mattoni, i primi step, i primi passi per il raggiungimento completo del DEA, per completare l'ospedale di Lavagna che è un DEA di primo livello. La richiesta è che il progetto in atto venga portato a compimento con tutti gli elementi necessari. Per il completamento dell'urologia nei prossimi giorni saranno trasferiti la cistoscopia e la colposcopia, quindi si procederà ai lavori di adeguamento strutturale per l'ampliamento del pronto soccorso. Queste le prime rassicurazioni del direttore generale dell'ASL, Bruna Rebagliati. Abbiamo fatto un percorso di riorganizzazione importante che ha mirato a dare un forte mandato a ciascuno dei nostri ospedali. Questo ci ha permesso non soltanto di concentrare all'interno dell'ospedale di Lavagna, sede del DEA di primo livello, tutte le specialità che devono essere presenti per norma al suo interno, ma soprattutto di permettere ai nostri professionisti, ma soprattutto assicurare ai nostri pazienti le migliori condizioni. Il piano regionale, e prima ancora il progetto stilato nel 2015 dal Comitato Assistenza Malati Tigullio, volge lo sguardo ai grandi bisogni del futuro, pazienti anziani e cronici per i quali l'obiettivo è realizzare una sanità a chilometro zero. Dobbiamo ovviamente ottimizzare le nostre risorse, concentrare quindi qualità, personale adeguato in questi nostri ospedali, sui quali anche stiamo facendo degli importanti interventi di edilizia anche per metterli a norma. Quindi Sestri non è dimenticato? Ma assolutamente no, un luogo vicino a casa dove vengono date tutte le risposte a bisogni territoriali qualificati in reparti che si occupano di temi legati proprio ai derivanti dal territorio. Penso che sia stata una scelta strategica. Io, fossi un amministratore locale di quei territori, sarei molto contento. Cambiamo tema, primo passo oggi per il progetto di monitoraggio dei cavalli bradi del Parco dell'Aveto portato avanti dall'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Liguria, Piemonte, Valle d'Aosta, in collaborazione con l'Università degli Studi di Genova, ASL 4, il Parco dell'Aveto, i comuni di Borzonasca, Mezzanego e Ne. E questa mattina a Borzonasca si è svolto un confronto con gli abitanti e i proprietari dei terreni della zona. Ci aggiorna sull'esito dell'incontro il sindaco di Borzonasca, Giuseppino Maschio. Buongiorno. Buongiorno a lei e ai telespettatori, buongiorno. Allora, com'è andata? È stata trovata un'intesa? Ma diciamo che l'incontro è stato positivo, nel senso che intanto diciamo, i progettisti di questo progetto di monitoraggio, di contenimento, che poi è l'ASL 4 e l'Istituto Zooprofilattico di Ligure, Piemontese e Val d'Aosta, hanno avuto modo di incontrare diciamo, i residenti della nostra zona interessati dal fatto che i cavalli durante l'inverno scendono avanti.
e quindi hanno potuto ascoltare direttamente da loro le loro problematiche. Diciamo che la discussione è stata piuttosto forte, nel senso che giustamente i residenti hanno voluto esprimere fino in fondo il loro disagio di questa situazione, però è stata anche positiva, nel senso che ci rivedremo a breve il 7 giù all'ASL, dove è stato convocato un tavolo di lavoro dove parteciperanno anche i rappresentanti della popolazione locale, in modo da studiare un percorso che possa soddisfare le richieste dei cittadini e dall'altro canto anche tutelare la salute degli animali. Certo. E quindi è stato già delineato un progetto di percorso di quali sono i vari step da attuare, in primis l'allontanamento dalle zone abitate di Temossi, Bertigaro e Perlezzi di questi cavalli, e poi man mano procedere poi con il censimento di tutti gli animali, vedere quanti ce ne sono e quanti possono essere tenuti sul territorio, quanti ne dovranno essere eventualmente allontanati, insomma, quindi un processo che è abbastanza lungo, certo. Ma che l'obiettivo finale è proprio quello di eliminare questo problema. Ecco. Ma nell'immediato l'urgenza è allontanare questi due branchi di cavalli che sono nell'abitato, ecco, credo problemi. Ecco, gli abitanti lamentano il fatto che sia un progetto calato dall'alto, ecco, diciamo, è così secondo lei? Sì, questa era una lamentela che hanno espresso, in effetti forse in questa fase non c'era altro modo, nel senso che si trattava di richiedere i fondi allo Stato, i canali sono abbastanza ben definiti e quindi non c'era forse modo diversamente di poterlo condividere in questa fase con gli abitanti. Però è un progetto aperto, quindi facilmente integrabile, e quindi proprio per l'attuazione è stato convocato questo primo incontro con la popolazione. Adesso poi ci sarà ovviamente i rappresentanti di queste persone che parteciperanno al tavolo, e quindi il progetto verrà costruito passo passo con la popolazione. Questa è una richiesta nostra, ma è un desiderio anche di regione, di ASL e dell'università. C'è l'intenzione comunque dei proprietari dei terreni a collaborare? Ma diciamo che la cosa che è emersa con forza è che i proprietari dei terreni, i terreni privati, i cavalli non li vogliono, insomma. E quindi bisognerà trovare delle soluzioni alternative. Vedi foreste demaniali, vedi anche proprietà comunali, insomma proprietà pubbliche. I privati, almeno quelli che erano presenti, non sono disponibili a tenerli sul loro territorio. Ovviamente in questo momento le anime sono molto esasperate, quindi poi nel prosieguo del progetto si vedrà un po' come fare, in modo che si possa soddisfare le richieste di tutti. Quindi, però di primo acchito la popolazione locale non vuole i cavalli sul loro territorio. Benissimo, grazie Sindaco, buon lavoro e ci sentiremo naturalmente poi per i prossimi incontri. Mi pare che del lavoro ce ne sia da fare, ma non ci scoraggiamo. Dai, buona giornata a tutti, avanti così. Grazie anche a lei, arrivederci. Grazie, arrivederci. Cambiamo tema, adesso andiamo nel comune di Sestri Levante. L'amministrazione tornerà a gestire direttamente il sistema dei parcheggi a pagamento. Lo farà attraverso l'affidamento a Mediaterraneo Servizi con due obiettivi: rendere più semplice il coordinamento e garantire risorse da reinvestire in un nuovo sistema di mobilità e della sosta più efficace e funzionale. In via transitoria, dunque sino a fine anno, la società, interamente partecipata dal comune, si occuperà della gestione del sistema di sosta, attivando da subito sistemi informatici come le app che
consentiranno l'integrazione del gettito e minori costi, mentre la Polizia Municipale sarà incaricata del controllo. Questa attività avverrà grazie all'integrazione di almeno 3 nuovi agenti che andranno a potenziare il controllo del territorio e i cui costi saranno sostenuti dalla previsione degli incassi derivanti dalla sosta a pagamento. Sarà inoltre incaricato un soggetto specializzato del settore per la redazione e la presentazione entro il 30 di settembre di un progetto per la riorganizzazione del servizio di gestione delle aree di sosta a pagamento su tutto il territorio di Sestri Levante. Cambiamo tema, il Papa interviene sul tema della pena di morte, non vengano eliminate altre vite, esorta, ma si offra la via del pentimento. In un videomessaggio Francesco esorta i governanti a compiere i passi necessari verso la totale abolizione della pena di morte. Sentiamo. La vita umana è un dono che abbiamo ricevuto, il più importante e primario, fonte di tutti gli altri doni e di tutti gli altri diritti, e come tale deve essere protetto. A dirlo il Papa nel videomessaggio inviato ai partecipanti al 7° congresso mondiale contro la pena di morte che si tiene a Bruxelles. Prosegue il Papa: per il credente l'essere umano è stato creato a immagine e somiglianza di Dio, ma sia per i credenti sia per i non credenti ogni vita è un bene e la sua dignità deve essere custodita senza eccezioni. La pena capitale presuppone quindi una grave violazione del diritto alla vita che ogni persona ha. Se è vero che le società e le comunità umane devono confrontarsi spesso con delitti gravissimi che attentano contro il bene comune e la sicurezza delle persone, è altrettanto vero che oggigiorno ci sono altri modi per espiare il danno causato e i sistemi di detenzione sono sempre più efficaci. D'altro canto, dice il Papa, non si deve mai abbandonare la convinzione di offrire persino a chi è colpevole di crimini la possibilità di pentirsi. Per questo non cessa di essere un segno positivo che ci siano sempre più paesi che puntano sulla vita e non utilizzano più la pena di morte o l'hanno completamente eliminata dalla loro legislazione penale. La Iglesia sempre ha defendido la vida y su visión sobre la pena de muerte. La Chiesa ha sempre difeso la vita e la sua visione della pena di morte è maturata. Per tale motivo ho voluto che nel catechismo della Chiesa Cattolica questo punto fosse modificato. Per molto tempo si è considerata la pena di morte come una risposta adeguata alla gravità di alcuni delitti e anche per tutelare il bene comune. Tuttavia, la dignità della persona non si perde anche quando ha commesso il peggiore dei crimini. A nessuno si può togliere la vita né lo si può privare dell'opportunità di poter abbracciare nuovamente la comunità che ha ferito e che ha fatto soffrire. Abrazar de nuevo la comunidad a la que hirió e hizo sufrir. Veniamo in diocesi, nuova tappa ieri sera a San Salvatore di Cogorno della visita pastorale del Vescovo al vicariato delle Valli Sturla e Graveglia. Monsignor Alberto Tanasini ha incontrato i fedeli che si occupano della liturgia. Sentiamo. La formazione liturgica non è solo per gli addetti ai lavori, ma aiuta a far sì che i gesti che si compiono, ad esempio durante la messa, diventino testimonianza di vita e di fede. Sono tanti coloro che svolgono un servizio legato alla liturgia, ministri straordinari dell'Eucaristia, lettori, cantori, ma anche chi si prende cura della Chiesa, intesa come edificio, e chi in generale offre il proprio aiuto durante la messa. I ministri straordinari della Comunione sono un buon numero, sono più di 300. Che operano in tante nostre comunità parrocchiali e ce ne sono 12 che attualmente sono in formazione, che verranno istituiti ministri nella prossima giornata dei ministeri nel mese di marzo. Ci sono molti che stanno facendo il corso da lettori che si svolge a livello vicariale e ci sono tante persone interessate alla liturgia a 360 gradi. L'animazione liturgica è un desiderio del cuore, l'adesione è libera. Solo nel caso del ministro straordinario dell'Eucaristia, infatti, è il parroco che, intercettato il bisogno di alcune persone, ne parla con loro e ne informa gli uffici della diocesi. In ogni caso si può sempre partecipare ai corsi di formazione offerti dalla Chiesa chiavarese. Sono tutti incontri che poi vanno nella grande programmazione annuale che a settembre allestiamo e che poi proponiamo alla diocesi, quindi la partecipazione al di là dei ministri straordinari della Comunione per tutti gli altri è libera, anzi un desiderio di approfondire e di conoscere nuove cose è già un buon punto di partenza. Di questi temi si è parlato ieri sera al Villaggio del Ragazzo durante l'incontro tra il Vescovo e coloro che si occupano della liturgia in occasione della visita pastorale al vicariato delle Valli Sturla e Graveglia. Il mio compito con povertà è quello di andare a trovare i malati e portare quello che possiamo definire la più grossa cosa, il Signore, a chi non può andare alla domenica messa o chi è solo ammalato.
L'Istituto Comprensivo di Cicagna, in collaborazione con il gruppo Cineforum del Vicariato delle Parrocchie della Fontana Buona e i comuni di Cicagna e Moconesi, ha dato il via al progetto Rendere Consapevoli. Domani, venerdì 1 marzo, alle 10:30 al Palazzetto Polifunzionale di Cicagna, i ragazzi delle scuole secondarie di primo grado incontreranno Giovanni Impastato, fratello di Peppino Impastato, ucciso dalla mafia nel 1978. Impastato porterà la sua esperienza e il suo impegno personale. Adesso i temi dell'economia. L'Agenzia delle Entrate ha messo in guardia i contribuenti sui nuovi tentativi di truffa realizzate tramite l'invio di email con oggetto del tipo notifica in merito ad un debito, che provengono da un mittente denominato servizi finanziari. Nella comunicazione si avvertono gli utenti di un presunto debito e si invita a consultare una lettera allegata, recando in calce i riferimenti telefonici reali degli uffici dell'Agenzia delle Entrate. Naturalmente è un tentativo di truffa. L'Agenzia invita i contribuenti a cestinare immediatamente queste email e a non aprire file allegati o a cliccare su eventuali collegamenti web sospetti, in quanto potrebbero contenere un virus informatico. Adesso lo sportello economia con gli altri temi della settimana. Entrerà in vigore il 1 marzo, sarà valida fino al 31 dicembre 2021 l'imposta che interessa i possessori di veicoli della categoria M1, ovvero automezzi destinati al trasporto di persone aventi come massimo 8 posti a sedere oltre al sedile del conducente, che superano la soglia dei 160 grammi di CO2 per chilometro. Chi acquista, anche tramite leasing, un'auto nuova di fabbrica o ne immatricola in Italia una della stessa categoria già immatricolata in un altro Stato, deve dunque pagare un'imposta in funzione del numero dei grammi di biossido di carbonio emessi eccedenti il limite indicato. Sono esonerati i veicoli a uso speciale, ossia quelli destinati a svolgere funzioni che richiedono un adattamento della carrozzeria e attrezzature speciali, inclusi quelli con accesso per sedie a rotelle. Il versamento dell'ecotassa deve essere effettuato dall'acquirente o da chi richiede l'immatricolazione tramite il modello F24 Elide, indicando il codice tributo 3500 in corrispondenza delle somme indicate nella colonna Importi a debito versati. Sono state prorogate numerose scadenze fiscali previste in questo periodo dell'anno. Slitta al 30 aprile il termine del 28 febbraio per trasmettere lo spesometro, la comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute relative al terzo e al quarto trimestre 2018, ovvero per chi ha optato per l'invio con periodicità semestrale al secondo semestre 2018. Slitta sempre al 30 aprile il termine per la trasmissione all'Agenzia delle Entrate del cosiddetto esterometro, contenente i dati relativi alle operazioni effettuate e ricevute nei mesi di gennaio e febbraio 2019 verso e da soggetti non stabiliti in Italia, salvo quelle per le quali è emessa bolletta doganale o fattura elettronica. Scade sempre il 30 aprile il termine per la trasmissione della dichiarazione IVA annuale relativa al 2018. È rinviato al 10 aprile il termine per l'invio delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche IVA relative al quarto trimestre 2018. All'8 marzo il termine per l'invio all'Agenzia delle Entrate da parte degli amministratori di condominio dei dati relativi alle spese sostenute nel 2018 per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica effettuati sulle parti comuni degli edifici residenziali, nonché per l'acquisto di mobili e grandi elettrodomestici destinati all'arredo delle parti comuni dell'immobile ristrutturato. Con il tema Esperienze d'artista torna a Chiavari dal 25 al 28 aprile la mostra del Tigullio, giunta alla 159esima edizione. Dopo l'edizione del 2017 ambientata nel porto turistico, quest'anno la manifestazione torna nel Salotto cittadino, il centro storico, con le sue piazze e i suoi palazzi. La società economica vuol riportare al centro l'immagine tradizionale e la sua sede storica, riproponendole alla città e al turismo attraverso una mostra artigianale e artistica partecipata dagli operatori. Queste le parole di Francesco Bruzzo, presidente dell'ente. La città sarà adornata dalle composizioni dei floricoltori locali e arricchita da eventi culturali con presenze e temi di ottimo livello. Dunque al centro ci sarà la società economica con i suoi spazi in via Ravaschieri. Saranno questi 4 giorni anche l'occasione per visitare i musei, la quadreria e gli altri tesori della società economica che non sempre sono fruibili al pubblico. Ora la rassegna stampa con i titoli dei quotidiani in edicola quest'oggi e poi ci ritroviamo con lo sport.
Avvenire titola reddito a un passo, il decretone approvato al Senato, l'Unione Europea la critica, la manovra non darà crescita. Tria però a Bruxelles, dice Bruxelles non può giudicare e attacca la Germania sulle banche. Via libera in aula appunto nel Senato con Bagar, il testo passa a Montecitorio dove si cercheranno altre risorse. Sviluppo sostenibile, il rapporto dell'ASVIS, l'Italia ci crede, si può fare di più. Questa sera il portavoce dell'ASVIS, lo ricordiamo, sarà a Rapallo per un incontro organizzato dal vicariato. E poi siamo in Vietnam, da noi al vertice i due presidenti si mostrano concordi e ottimisti su un'intesa, mentre negli Stati Uniti infuria la polemica Trump e Kim, sorrisi di pace. Inquinamento da FAF, così ha spento la vita. Uno studio denuncia le interferenze addirittura con il sistema riproduttivo. 500.000 abitanti delle province di Vicenza, Verona e Padova. La rabbia delle mamme no FAF. Quanti bambini non sono mai nati? Contro il dissesto idrogeologico Conte lancia il Proteggi Italia con 11 miliardi. E sotto attenzione, abbattuti 2 jet tra India e Pakistan, c'è uno scontro armato nei cieli. Siamo sulla prima pagina del Secolo XIX, il nuovo piano per Carige, l'aumento da 630 milioni, gli esuberi salgono a 1250, chiusura per 100 sportelli, i commissari dicono però che non ci saranno licenziamenti, le misure sono in vista di una aggregazione. E poi l'allarme di Marco Bresolin, l'Unione Europea boccia l'Italia, conti squilibrati, la rotta va cambiata. Il retroscena che oggi ci appunto svela Ilario Lombardi, Grillo e Di Battista, sfiducia Di Maio se dice sì alla TAV. Cohen attacca il presidente degli Stati Uniti, affari con Mosca durante il voto, e poi c'è lo slalom tra i 50 cantieri delle autostrade liguri. Nel nostro territorio Recco, il nuovo piano urbanistico, Piazza Nicoloso, quella del comune, diventa pedonale, e poi Ferrero quasi smentisce la cessione della Sampdoria, interesse per la Samp, servono nomi e progetti validi. Nel Levante, Micaela, tutto lo strazio di una mamma, San Giovanni l'abbraccio degli amici, chiesa gremita di giovani ieri a Chiavari per i funerali con rito ortodosso della ragazza morta in Val d'Aosta, e continua anche la gara di solidarietà, tante iniziative per aiutare la famiglia di Micaela. Croce Verde, Agorà, il Bar Tortuga di Sestri, numerosi negozi si sono resi disponibili per proseguire questa raccolta di fondi. Andiamo nell'entroterra, le strade per l'Aveto sono tutta una buca, ridurre la velocità, tra Cabana e Rezzoaglio il tratto maggiormente a rischio, il sindaco di Rezzoaglio dice pare che in primavera ANAS intervenga ma scriverò al prefetto, un consigliere di minoranza, lo dico a chiunque passi di qui, andate piano. E adesso la linea passa a Genova per vedere gli argomenti di questa settimana per il settimanale Il Cittadino. All'inaugurazione dell'anno giudiziario del Tribunale Ecclesiastico dedica l'apertura in prima pagina Il Cittadino di questa settimana. Separati, chiesa accogliente. Si apre in curia l'ufficio per la loro accoglienza pastorale. Nelle pagine interne la prolusione integrale del vicario giudiziale Monsignor Paolo Rigon. Taglio basso della prima, dedicato al discorso che il cardinale Bagnasco ha tenuto nei giorni scorsi al Quirinale alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella sull'Europa e la sua missione. Richiami poi con approfondimenti all'interno del giornale sui prossimi appuntamenti in diocesi, la giornata di spiritualità delle famiglie domenica 9 marzo, le celebrazioni per l'inizio della Quaresima mercoledì 6 marzo e la Via Crucis cittadina venerdì 15 marzo che quest'anno si svolgerà al Porto Antico. Ulteriori notizie anche sul nostro sito www.ilcittadino.ge.it. Andiamo in redazione per gli aggiornamenti, è pronto Andrea Capitani. A te Andrea. Grazie Maurizio, buongiorno a tutti. Ripartirà il 4 marzo il servizio del Free City Bus di Rapallo, progettato da ATP in concorso con il Comune per offrire una soluzione alternativa ai residenti turisti in un periodo in cui l'apertura dei cantieri sul territorio cittadino incide in maniera pesante sulla viabilità. Il servizio sarà garantito per tutto il 2019. Gli orari e i percorsi saranno inalterati rispetto a quelli del mese di dicembre, salvo modifiche che a parità di costo potranno essere apportate in ragione di mutate esigenze in ambito viabilistico. La novità di quest'anno rispetto allo scorso è rappresentata dall'impiego dei mezzi. Verranno infatti utilizzati per il servizio 2 navette gemelle da 30 posti, ossia 10 posti in più rispetto alle precedenti, a costi invariati per il Comune. E il servizio sarà attivo dal lunedì al sabato, domeniche, festivi e 2 luglio, la festa patronale esclusi. È tutta della linea.
Bene, grazie. Siamo allo sport, parliamo di bocce. Nella quintultima giornata del campionato di Serie A, la Bocciofila Chiavarese ha battuto in casa 15-11 il Noventa. Un risultato importante che permette ai verdeblu di rimanere in corsa per il play-out. Vediamo. Vittoria doveva essere e vittoria è stata. Così la Bocciofila Chiavarese ha ridotto lo svantaggio in classifica ed ora è a un solo punto dalla terzultima. Con 4 gare alla fine del campionato, gli uomini di Antonello Solari possono sperare di giocare i play-out. Dopo la gara di sabato, infatti, il Noventa è a 7 punti e i chiavaresi a 6. Avendo battuto in casa proprio il Noventa, il distacco non si è allargato, cosa che avrebbe di fatto aperto le porte della B, in quanto il regolamento prevede che con 5 punti di distacco la penultima in classifica retrocede direttamente. Certo, l'ideale per i chiavaresi sarebbe superare il Noventa, poiché la terzultima gioca i play-out in casa. Ora il calendario non è dalla parte dei verdeblu, anzi sembra favorire proprio il Noventa. Tuttavia nel match di sabato la squadra ha mostrato di avere margini importanti di miglioramento. I miei ragazzi dirò che sono stati bravi innanzitutto, perché non è facile giocare tutto il campionato e giocarsi pochi incontri alla portata. Adesso abbiamo davanti delle trasferte e degli incontri proibitivi contro delle superpotenze che sono molto più attrezzate di noi. Il nostro obiettivo sarà quello di far bella figura, poi verranno le partite in cui ci giocheremo l'anno completamente, ma su questo penso che non abbia da dover raccomandare niente ai ragazzi, tanto si meritano il plauso di essersi dedicati, si sono approcciati bene questa settimana, sono stati bravi. Adesso mancano 4 gare, 2 trasferte e 2 match in casa. Dove cercherete di migliorare? Abbiamo delle trasferte proibitive contro le prime della classe, probabilmente solamente l'ultima potrebbe essere alla portata nostra. Purtroppo non si riesce a combattere contro le corazzate piemontesi e anche venete, che hanno dei budget nettamente superiori al nostro. Bene, siamo giunti al termine del nostro telegiornale, ci ritroviamo questa sera alle 19:15 con Tiguglio Oggi. Grazie per averci seguito, buon proseguimento di giornata.